alla nostra gente. Va ora in onda Musica Indipendente. Ma è chiaro, diamo voce alla nostra gente. E poi avete sentito dal lunedì questa incredibile novità che ancora io continuo a non crederci, secondo me non è vero niente, assolutamente. Sammy Varin da lunedì condurrà la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30. Dopo di me, liberamente l'editoriale di Giovanni Sallusti e poi Giulio Cainarca con l'approfondimento del giorno nella sua auto da fè. Questa è la novità più delle novità, certamente. Dopo ancora Sammy Varini in onda, sembra incredibile, ma ci tornerò ancora dalle 11 a mezzogiorno con Potere al Popolo, i consueti ospiti, i consueti collegamenti, eccetera. Dopo Sammy Varin, mezz'oretta di programma che arriverà diverso ogni giorno, e poi Pierluigi Pellegrin praticamente farà il mio spazio dalle 13 alle 15, anzi ancora meglio dalle 12:30. Questa è la novità più importante della giornata di venerdì. E a proposito di Radio Territoriale, benvenuti in Musica Indipendente. Ogni giorno Sammy Varin mette dentro nella sua trasmissione la musica indipendente, anche quando farò rassegna stampa da lunedì. Ogni mezz'ora ci sarà un pezzo indipendente. Su quello non transigo, non transigo, avrò pietà per le vostre orecchie, cercherò qualcosa di più mattutino, certamente, ma ogni mezz'ora la pausa indipendente. Il venerdì non manca questa trasmissione che addirittura diventerà di un'ora da venerdì prossimo. Saremo da mezzogiorno alla 1 in onda con la musica indipendente, ma subito, signori, vi lancio l'artista del giorno, che poi sono due artisti in arrivo, si sono persi per Milano e adesso vediamo dove sono, se devo andarli a raccattare oppure no. Si chiamano White Shark, signori. Già un nome del genere, dice, porco cane, che cosa vuol White Shark? Dai, ignoranti, non sapete cosa vuol dire White Shark? Dopo glielo chiediamo a loro. Sono due rapper, ma attenzione, questi sono rapper che promettono di essere buoni, promettono di dire cose che ci possano anche aiutare nella vita di tutti i giorni. Guarda che non capita spesso, signori, e non capita per niente spesso. E allora sai cosa faccio? In attesa che arrivino, se mai arriveranno nei nostri studi, vi lancio subito la canzone che stiamo sentendo anche in queste settimane dei White Shark, che si chiama Shark Star. Sentite un po'. Shark Star? Che ore sono? Fotti un cazzo, prendo e parto, anzi resto. Voglio questo, salire in cima, lo farò sì molto presto. Buio pesto, la mente viaggia, bro penso al meglio, scelta più saggia. Penna in mano, magia su un foglio, micro sul palco, follia e orgoglio. Ho iniziato e tutti che ridevano, insultavano, mi davano del babbo amaro allo sfigato. Ti ho insegnato cosa si può fare stando zitti lavorando sodo. Danno commento col fuoco, evito intralci, proseguo la maratona, Bresis. Non ho più il fiato corto, esco dalla mia zona, Bresis. Tolto più di un peso, dovrei pesar di meno, ma ho fame, quindi rimedio. No, non mi siedo, mi insedio, mi odi, mi ammiri perché miro un sogno concreto. Bam, scaveno le manda a dire, volevo ribadire che diventerò una star. Guarda da dove siamo partiti, alla fine rimarrai stupito come in Art Attack. Tu sei Scave? No, non entri. Tu sei Samurai? No, non entri. White Shark? No, sciò, via da qua, ancora non lo sa che siamo delle Shark Star. Wow! Tu sei Scave? No, non entri. Tu sei Samurai? No, non entri. White Shark? No, sciò, via da qua, ancora non lo sa che siamo delle Shark Star. Wow! Brasil.
Stammi vicino, ti porto in un posto. Baby, vieni, a fine serata faremo il botto. Fa calma gli haters, questo è il mio motto. Si sono pentiti, e anche di molto. Prima sparlava, ma adesso mi abbraccia, mi ama. Penso sia il colmo. Ehi, mi comporto sempre come fossi uno stronzo. E tutto questo mi fa stare bene, lo faccio vedere, vedervi arrossire. Mi fa capire che fosse per voi potrei fallire. Col cazzo fallisco, io non ho mai visto provare verso di me un odio così profondo. Così profondo, baby. Ehi, amo troppo questa cosa, che non la nascondo. Il video uccide ma la marijuana no. Sono più fresco di un freezer. Sulla mia immagine puoi suggerire, ma su sto flow tu che cosa puoi dire? Essere is back, sono tornato. Per tutta sta scena requiem, per tutta sta scena requiem. Tu sei Scave? No, 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 non entri. Tu sei Simorai? No, 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 non entri. White Shark? No, 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 sciò, via da qua. Ancora non lo sa che siamo delle Shark Star. Wow! Tu sei Scave? No, 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 non entri. Tu sei Simorai? No, 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 non entri. White Shark? No, 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 sciò, via da qua. Ancora non lo sa che siamo delle Shark Star. Wow! Allora, è roba buona, signori, è roba buona nonostante, certo, tu dici c'è l'autotune. Ragazzi, questo vuol dire avvicinarsi alla cultura musicale dei giovani, non rifiutandola, Guardate che per Sammy Varin questa è una situazione, un aggiornamento davvero potente. Si chiamano White Shark, lo squalo bianco. Arrivano da Milano, penso, se non si sono trasferiti, sono arrivati proprio adesso nei nostri studi e stanno per entrare nella nostra sala di trasmissione. Lo squalo bianco non dorme mai, è uno dei loro slogan. Ma soprattutto mi hanno colpito questi Shark Star. Shark Star è la canzone che abbiamo appena ascoltato, loro sono i White Shark, proprio perché celebrano in questo pezzo il potere che abbiamo, il potere di ognuno di noi, la forza che ognuno di noi ha dentro e che troppo spesso non riesce a essere trasmessa fuori, a fuoriuscire, signori. È una forza grandissima che ci permette di fare qualunque cosa, ma troppo spesso non si riesce effettivamente a farla fuoriuscire. E quindi una celebrazione del potere individuale che abbiamo, della capacità di risalire, di ritornare a galla nonostante gli ostacoli, ma c'è tutto quello che accade intorno a noi. Ci sono anche molti nemici, molti di questi li conosciamo, noi poi che facciamo anche politica. Il nemico politico non è certamente un nemico a cui voler male, però bisogna curarsi da queste persone. Nella vita di tutti i giorni, nella vita soprattutto dei giovani, chi sono i nemici? Questa è un'altra bella domanda che mi sento di lanciare. Chiaro che quando due rapper giovani come i White Shark promettono un'opportunità di riflessione, di crescita individuale, dicendo vogliamo parlare anche di tematiche sociali, insomma, se mi prometti di parlare di tematiche sociali, io ti trasmetto, io ci sto. E infatti, come vi dicevo, oggi in Musica Indipendente stiamo celebrando questo duo milanese che fanno rap, trap, pop, strizzando l'occhio anche, perché no, al reggaeton. Signori, sono arrivati nei nostri studi, eccoli qua, signori, quasi non ci credo, uno di qua, l'altro di là, ce l'hanno fatta. Come minimo stavano arrivando da Reggio Calabria, i White Shark. Ciao a tutti. Scusate il ritardo. Allora, dove siete finiti? Raccontate, dove siete finiti? Un po' di colpa mia, un po' di parallele
continuavo a girare intorno, il navigatore mi ha fatto sbagliare un sacco di volte. Io ve l'avevo detto, venite con i mezzi, venite in metropolitana, è così semplice la metropolitana. Sono arrivato da Paderno così semplice in macchina. Così semplice in macchina. Ce l'hanno fatta comunque. Abbiamo già sentito il vostro pezzo Shark Star e stavo dicendo che c'è un motivo per cui vi ho fatto venire, perché siete dei rapper che promettono di non essere così cattivi, ma di fare una musica anche come un'opportunità di riflessione, di crescita, parlando anche di tematiche sociali in maniera positiva. Chiaro che in questo pezzo, quello che abbiamo ascoltato adesso, Shark Star, la sensazione che io è che appunto si cerchi di emergere, si cerchi di galleggiare nonostante quelli che abbiamo intorno, che non sempre ci sono amici, però questa è come l'ho acchiappata io questa canzone. Voi come l'avete acchiappata? Corretto, sì, in modo Correttissimo. correttissimo. Non tutti hanno le stesse idee che hai tu, gli stessi obiettivi, lo stesso modo di vedere, no? Quindi quando ti metti in gioco e fai qualcosa, dagli altri è sempre vista Come in una una roba eclatante, come una roba Esatto. di sfida, ma invece no, noi vogliamo fare solo della nostra passione il nostro lavoro e credo che questo deve essere una bella cosa agli occhi della gente e non il contrario, ecco. Il messaggio è proprio far capire, di far brillare il proprio potenziale senza pensare al giudizio delle persone, della gente. Di questi tempi non è semplice, soprattutto perché ci sono i social e ogni cosa che scrivi poi diventa pane per inventarsi ulteriori situazioni. Ma chi sono i White Shark? Sono Daniele Scavetta, detto Scave, Ok. è lui, e Simone Filippazzi, Simo Roy. Esatto. Di dove siete esattamente? Senago e Nova Milanese. Come siete arrivati a questa idea di fare musica, partendo poi, mi pare di aver letto che vi siete conosciuti facendo freestyle, queste battaglie musicali, che sono a volte anche un po' difficili da trasmettere. La nostra è una radio con un certo target, non è sempre semplice, però poi avete trovato un progetto comune. Sì, ci siamo conosciuti a dei contest a Milano e dopo un po' che comunque ci frequentavamo quei locali, è nata comunque una relazione amichevole, ovviamente. Sì, diciamo che l'ho corteggiato io perché lui era veramente bravo a far freestyle. Allora, Cioè, ti fregava, ti mandava sì. a terra. No, io ero lì un po', diciamo, più per pubbliche relazioni, diciamo, no? Ah, non l'hai fatto contro di lui. No, ho visto lui contro altri poverini. No, beh, No, a parte gli però scherzi. ci siamo divertiti tanto e poi è un bel contesto anche perché comunque impari un sacco di cose ed è importante anche avere una cultura quando fai questo tipo di arte, perché quando comunque fai una battle devi sapere incastrare parole, sapere incastrare comunque sinonimi, metafore. Ecco, ricordiamolo per chi magari ha 70-80 anni e si chiede ma di cosa stanno parlando questi? Ma che cos'è il freestyle? Vuoi farmi un esempio? Che cosa si fa durante il freestyle? Semplicemente rime, questo si fa. Improvvisate. Ovviamente, perché chi se le prepara non è leale, né con se stesso né con gli altri. È vero, è vero. Rime però, attenzione, non sempre benevoli verso l'altro con cui stai gareggiando. Sì, fa parte del gioco, diciamo, sempre con rispetto. Non è che gli fai i complimenti, cioè se glieli fai per modo di dire. Certo, è come un incontro di box. Quando si tirano i cazzotti, poi comunque a fine match si abbracciano, c'è il terzo tempo e tutto. Dipende dai personaggi, dai. Non sempre si abbracciano. C'era chi mangiava l'orecchio anche. Me lo ricordo. Senti, sentiamo questo pezzo che ci avvicina anche a una cultura più da grandicelli ed è quello forse che vi fa conoscere maggiormente anche da chi non ha 20 anni. Me lo vuoi annunciare tu? Di cosa si tratta? Sì, il brano Long Trail Running diciamo dei tracks. Aurelio ci ha dato questa possibilità per il 40° anniversario e niente, noi ci siamo messi in studio con un po' tra il timore e la sfida e alla fine è andato benissimo, abbiamo fatto un bel prodotto, tutti contenti e era anche una bella responsabilità. È minimo, sentite un po' questo. Vai signori, White Shark.
Vogliamo stare insieme, non riusciamo a stare soli. Non puoi spiare il sole, che freddo fa là fuori. Siamo scintille su binari, treni in corsa. Ma senza amore dove andiamo un'altra volta? Alcuni errori ci hanno reso immortali, altri ci ricordano che siamo schiavi. Cosa succede quando cadi se la porta è chiusa e non abbiamo più le chiavi? Ok. Binario 1, 2, 3, 4, puntualmente arrivo in ritardo. Binario 5, 6, 7, 8, salgo sopra, prosegue il viaggio. Binario 1, 2, 3, 4, ho perso giorni, chance ed altro. Binario 5, 6, 7, 8, più penso a noi, più perdo il sonno. Where is love? Where is love? Where is love? Senza amore, dove saresti? Vuoi scappare? Forse è meglio che resti. Anche un'anima dannata senza amore non può vivere. Esaudirò i tuoi desideri come Lucifer. Una notte di sesso e passione non saranno un crimine. Non troverò la pace interiore finché non avrò passato l'ultima notte con te. Ma ti manco così tanto che lo chiami col mio nome mentre lui ti sta scopando. Puoi pure continuare a fingere che ti sta a fianco, ma a me no, perché so, non puoi mentire a chi ti ha insegnato a farlo. Where is love? Where is love? Ti chiamerò solo se lo troverò. Where is love? 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 Ragazzi, qui noi diventiamo matti, perché evochiamo quegli anni passati quando eravamo tutti più belli, più giovani. Io avevo i capelli? No, non li avevo neanche ai tempi, però signori sono loro, si chiamano White Shark, WHITESHARK, lo squalo bianco. Chiaro che vogliamo sapere per voi perché voi vi avete scelto questo nome, anche complicato, uno deve star lì a scrivere WHIT, c'è una fatica, capite, oggigiorno. E c'è ancora gente che lo sbaglia a scrivere perché lo scrive staccato e noi comunque riguardiamo sempre questa cosa qua. Non si fa. Perché in no. realtà è giusto scriverlo staccato, perché White Shark è squalo bianco, no? Però noi, siccome siamo un duo, però siamo la stessa cosa, no? Quindi vogliamo dare quella sensazione di una persona sola, quindi White Shark, tutto attaccato. Però ce l'hanno fatta, ragazzi, a venire qua in studio, e ribadisco il concetto. Molti dicevano no, non arriveranno, non ce la faranno, e ce l'hanno fatta, sono qua da noi. È chiaro che adesso vi dico che musica fate, ve lo chiedo proprio, dicevo, tematiche sociali, riflessione, crescita, e uno dice ma questi fanno davvero rap? È un problema anche per chi fa rap, non volere esagerare, non volere predicare violenza, spacciare droga, eccetera. E qualcuno può dire ma no, questi non stanno facendo Io l'altro giorno, chi è che ho mandato in onda, Lorenzo, che Emma come si chiama? Il bandito, quello che Baby Gang, ragazzi, cioè ho fatto una cosa che non pensavo mai di Emma con Baby Gang, e gli ho dato una speranza, una priorità che non pensavo mai di dare, però mi sono quasi vergognato, e poi ho guardato le visualizzazioni e ho detto che cazzo, tutti a guardare, ad ascoltare sta musica, ma secondo me per Emma forse. Come si fa rap senza essere violenti, senza predicare violenza? Sicuramente essere se stessi, noi non facciamo parte sicuramente di un circuito violento e di droga. Tralasciando il fatto che comunque Emma e Baby Gang hanno fatto una traccia bellissima, e volevo comunque dirlo, che è una traccia che merita comunque di essere trasmessa nelle radio. Suona bene. Noi preferiamo stare nel mezzo, nel senso che ci piace essere noi stessi, essendo puliti, anche perché non saremmo credibili a fare quello che magari fanno altri artisti. Anche perché certe cose le devi aver vissute veramente per raccontarle. A noi piace essere come il vecchio stile, ci piace il vintage, Lucio Battisti, De André, capisci cosa voglio dire? Noi vogliamo raccontare emozioni, scriviamo di questo e viviamo di questo.
E fate anche delle meditazioni interessanti. Ad esempio, vediamo se cosa me la fa partire. Chi sei? Cosa dite in questo pezzo intitolato Chi sei? Chi sei è il brano precedente appunto a Shark Star, diciamo che è un punto di domanda, punto esclamativo, nel senso di chi sei, quando avevo bisogno, dov'eri, ok? Perché riallacciandoci al discorso di prima, che si collega poi a Shark Star, la gente da fuori ti vede sempre con un occhio particolare quando tu provi a metterti in gioco a far qualcosa, no? E quindi in un certo senso è anche collegato il brano. E poi magari la stessa gente è quella che ti critica e poi si mettono anche loro in gioco facendo qualcos'altro, capite? Bellissima sta Esatto. cosa. Sì, non so se mi spiego. Bella lì, bella lì. Allora dai, la sentiamo signori, i White Shark in studio con Chi sei? Giornate nere, passate insieme, anche se non era tutto a posto. Giornate intere, non alla tele, senza patentino, in motorino in otto. Il gelo fuori di quei giorni, ore dentro i miei ricordi. Non ho idea di cos'è successo, sei cambiato, tu non sei questo. Non posso dire che sei onesto, ma apprezzo che non mi sei stato vicino aspettando facessi successo. Chi sei? Presentati, non ti conosco. Tu sei, non so più chi sei. Se ti avessi qui, non so cosa direi, ma so cosa farei. Ma se mi guarderai, so che tu capirai. Semplicemente sei, no, non so più chi sei. Tu sei, tu sei, chi sei? No, no, non so più chi sei. Tu sei, no, no, tu sei, no, no, chi sei? No, no, non so più chi sei. Finito le scuse, recuperare è difficile, non è mai forte mentire. Scusami ma non so fingere, vuoi rimanere rimani, io non ti devo costringere. Stai giocando a guardie ladri, hai superato ogni limite. Questione di pochi minuti, so riconoscere questa è la fine. Siamo passati a conoscerci a fondo, a due perfetti sconosciuti. Mi rendi la vita impossibile, da quelle labbra esce solo veleno. Zero parole d'amore, zero conforto, quello che vedo è odio sincero. Solo tu l'avessi chiesto, t'avrei dato pure il mondo. Ci siamo divertiti in fondo, continui a nascondere la verità. Il male che hai fatto se ritornerà, ti vedo non sei più la stessa. Cosa è successo? Forza confessa e ora non ti riconosco più. Tu sei, non so più chi sei. Se ti avessi qui, non so cosa direi, ma so cosa farei. Ma se mi guarderai, so che tu capirai. Semplicemente sei, no, non so più chi sei. Tu sei, tu sei, chi sei? No, no, non so più chi sei. Tu sei, no, no, tu sei, no, no, chi sei? No, no, non so più chi sei. Si chiamano White Shark, sì, lo squalo bianco negli studi di Radio Libertà con Sammy Varin. Grazie e complimenti a Daniele Scavetta, Scave e Simone Filippazzi, Simo Roy, che trovate su tutti gli store digitali. Chiaro, dovete scrivere White Shark tutto attaccato. Ok. È così, È così che gira il mondo. Autotune, sì, lo so, noi siamo la politica dell'autotune, sì, ma poi autotune no, quanto lo usi, ma dopo se lo usi, ma stai cantando davvero una battuta sull'autotune ci vuole, ragazzi, se no non vi lascio andare a casa. Sì, chi usa l'autotune comunque sa cantare, perché se tu non hai comunque le note, non raggiungi il tipo di nota che la base, il beat richiede, l'autotune, come avete visto nei social, quando capita ad altri artisti, stona. Quindi l'autotune non è altro che un'effettistica, ok? Devi saperlo usare. Non è vero che se usi l'autotune non sai cantare o comunque sei un artista di poco conto, ecco, questa cosa va precisata. Hai fatto bene a tirare fuori questo discorso perché c'è un po' un dividendo nella cosa. È anni che c'è questa battaglia. Io amo tantissimo l'autotune come effetto, perché è molto... Come strumento. Devi saperlo usare. Ma quale sensazione rappresenta l'autotune nella canzone? Cioè, la tua personalità che si divide, che si dipana, che diventi un altro, oppure la voglia di essere qualcun altro? Che cosa rappresenta l'autotune? Ma un imbellettamento della sì, canzone? è un addobbo che comunque tu usi per
far risaltare meglio le robe. Sì, a noi qui. non ci piace abusarne tanto, cioè noi non siamo, E poi a c'è- parte c'è casi rari forse che è capitato, però dove magari lo richiede perché magari c'è una canzone che nel bridge ci viene in mente una cosa particolare, no? Nel pre-ritornello che magari sta bene con quel tipo di effetto, allora l'autotune ci sta come appunto dicevamo come strumento, come imbellire un brano. Però tanti artisti lo usano in maniera, secondo me, ne abusano e capisco perché la gente non è Sì, tanto gradito dalle sì, persone. dovrebbero rinchiuderli perché lo stuprano il beat con l'autotune tanti artisti, quindi dovrebbero fare qualcosa a riguardo. Questo sì. Facciamo l'appello, che ce ne sono parecchi da rinchiudere. White Shark, signori, li trovate su tutti gli store digitali, sui social, scrivendo proprio, è quello, White Shark. C'è poco da fare. Tutto attaccato, non fate cacchiate. Ci fermiamo? No, non ci fermiamo, li salutiamo, ma Lorenzo, mandiamo l'ultima canzone, il titolo sceglilo tu, e non saprei che titolo dargli. Che titolo Hai ascoltato la canzone? cosa dobbiamo fare a questo punto? Facciamo così. Bresis. Solo per oggi, tu ascolti la canzone adesso insieme a noi, insieme a tutti gli ascoltatori. E poi gli dai un titolo. E tu gli dai il titolo. Facciamo così, dai. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Grazie, White Shark. Cercateli sui social. Il buon rap che non dice quasi parolacce. Grazie a tutti. E vai a trovare. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao. Stamattina non avrai bisogno dell'account, non ci saranno più quei limiti, fidati. Dovrai guardarmi giorno per giorno, potrai tirarmi fuori quando ne hai bisogno. Senza nessun costo aspetto la risposta, non puoi rifiutare perché è un cuore tosca. Questa trama è il copione di un attore, perché l'amore esiste solo nelle sitcom. Il badare alle tue amiche sarà un rischio, è vietata la visione minorenni. In tempo zero io ti toglierò la t-shirt, pietrificata su quel letto e non ti riprendi. E gustano questi giochetti, guardarti suavemente attraverso quegli specchi. Sarò il tuo Christian Grey, tu la mia Anastasia Steele, sfiorando le tue labbra finirà il nostro film. Quando noi ci stancheremo poi ci pensa Netflix, per non te ne andare che siamo su Netflix. In camera dei miei, in camera dei tuoi, sarà Netflix a guardare noi. Quando noi ci stancheremo poi ci pensa Netflix, per non te ne andare che siamo su Netflix. In camera dei miei, in camera dei tuoi, sarà Netflix a guardare noi. Dove, come, quando vuoi, no, fuori piove. Sta se Netflix, sole, cuore, amore, sono solo 3 parole. La vita non è un film, squilla il cielo, parto con la predica. Non esci se no domani nevica. Mi incazzo, metto giù un film di mafia e non ci penso più. Dai sti giorni si è riusciti a passarli insieme, sì, davanti a un PC. Siamo la nostra serie d'amore prefe, ci ha tolto la voglia di vivere. Cerchi altro ma il finale è già scontato. Questa storia non mi convince, Alex Angie. Questa bella bugia passerà alla storia, complimenti. Facciamolo come le prime volte, le prime scosse. Dai amore, un quarto d'ora e spengo per favore. Cambiare password no, non servirà, sappiamo il copione a memoria. Quando noi ci stancheremo poi ci pensa Netflix, per non te ne andare che siamo su Netflix. In camera dei miei, in camera dei tuoi, sarà Netflix a guardare noi. Quando noi ci stancheremo poi ci pensa Netflix, per non te ne andare che siamo su Netflix. In camera dei miei, in camera dei tuoi, sarà Netflix a guardare noi. Chi è il protagonista, chi è l'antagonista? Questa trama non funzionerà. Chi è il protagonista, chi è l'antagonista? Questa trama non funzionerà. Il film che desideri sarà come vuoi tu, l'attestamento al desiderio, 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 desiderio. Al momento giusto spengo la TV. Avete ascoltato Musica Indipendente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. L'informativa della collega Piccolotti. Allora, ribadisco, l'autonomia dell'insegnamento non è in discussione. La libertà della ricerca non è in discussione. Se i colleghi
avessero letto il testo della famosa risoluzione per cui sono scesi nelle piazze italiane a attaccarmi, a insultarmi, avrebbero notato che nelle prime 3 righe di quella risoluzione io scrivo testualmente: nel favorire un dibattito sull'educazione sessuale nelle scuole si chiede di aprire un confronto. Quello che a me, dal punto di vista mio e del gruppo che rappresento, non va giù è che a farla abbiamo testimonianze, abbiamo audito associazioni, abbiamo delle segnalazioni da parte di genitori che non condividono che venga violato il patto di corresponsabilità educativa. Se qualcuno si permette di dire: guardate che possiamo tranquillamente parlare, gli insegnanti lo fanno da 30 anni, anch'io ho fatto l'insegnante, ho fatto educazione sessuale a ragazzi di 12-13 anni, però da politico e da padre ritengo che sia inopportuno farlo a bambini di 5 anni e ritengo che sia inopportuno che a farlo siano degli attivisti ideologizzati, siano essi di destra o di sinistra, ma farlo in maniera serena, ai fini della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, ai fini della prevenzione di gravidanze indesiderate. Se però è questo quello che la risoluzione impegna il governo ad aprirlo un dibattito, un confronto, anche perché da ultimo anche la Corte Costituzionale ha denunciato un vuoto normativo, ad esempio sulle carriere alias. Qui non c'è nessun oscurantismo, c'è la voglia di aprirlo un dibattito e di giungere ad una previsione normativa. Però il fatto che qualcuno la pensi diversamente da AVS, dal Movimento 5 Stelle o dal PD o dall'Arcigay non vuol dire consegnarci all'oscurantismo. E perdonatemi, noi possiamo leggere tutti i testi, ci può essere un professore che declina le storture del Mein Kampf. Il problema è che se quel professore è un attivista neonazista, a me qualche dubbio potrebbe anche venire. Io chiedo semplicemente, ho chiesto in quella informativa e la chiedo anche in quest'altra, che qualcuno mi spieghi in che modo vanno a declinarsi determinate spiegazioni. È legittimo saperlo, così come è legittimo sapere se con soldi pubblici voglio capire quale provvedimento un senato accademico ha adottato per giustificare l'esistenza di un esame di teoria queer. Confesso di non essere a conoscenza di questa nuova corrente di pensiero. Vanno bene tutte le sperimentazioni didattiche, vanno bene... Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo. Fissavo il buio per ore, promisi a me stesso basta. Sfidai la soglia del dolore, mettendo una croce ma dirlo non basta. Tu che mi hai rapito, poi mi hai tradito, cosa rimane di noi? Cos'è rimasto? Il mio cuore già non era pronto all'impatto. Solo il vuoto, non chiamare tanto, non rispondo al confronto ogni giorno con la mia dignità. Fiero di me passo dopo passo, non mi sono perso, non ho perso, pensami pure va. Che devi fare i conti con il karma. Ho messo semi nella terra sbagliata, progetti in aria, dalle radici che nasce la pianta sbagliata e poi aia. Che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Che ne sarà di noi? Tanto non risponderò. Che ne sarà di me? Che ne sarà di te? Che ne sarà di noi? Inutile chiamarmi, tanto non risponderò. Non risponderò, oh, non risponderò, non risponderò, oh, chiediti perché. Non risponderò, oh, non risponderò, colpa tua se adesso non mi batto più per te. Ormai bravi solo a ferirci, per curarci non bastava più accarezzarci. Cominci a pensare ai momenti più belli e lì ti rendi conto che passano in fretta. Dalla gioia alle paranoie in testa, non è facile reagire con lei che ti detesta. Al cuore della notte spesso non lo fermavo, ero ferito però non sanguinavo. Quella foto sbiadita, quel ti amo cancellato, non capivo il perché non mi sentivo più apprezzato. Incubi la notte, io l'unico a ballare nel dolore, ero io quello sbagliato. Ti rincorrevo dentro un sogno, scappavi da me. Non chiamare, tanto non rispondo, facile quando non mi aspetto più nulla da te. Ogni botta sopra un corpo lascio il livido, sento quel brivido per tutti i ricordi. Sotto quei portici noi passavamo notti insonni, notti insonni. Dentro i racconti fra c'erano i miti, ora spiegami tutti quei momenti insieme dove sono finiti. Le cazzate, le canne, le fighe, le risse e sorrisi, yeah. Noi che insieme pensavamo di spaccare il mondo, tu che mi chiamavi e rispondevo sempre pronto. Bastava solo l'espressione per capirsi al volo lungo questa strada, poi qualcosa va storto. Se mi scrivi non
non rispondo. Chi sbaglia paga ogni cosa al suo costo. Sei sicuro che nella vita mia per te non c'è più posto? Che ne sarà di me? Non è facile fare rap che è anche pop, che non è soltanto rap e pop, senza dire parolacce, senza propagandare droga, sesso, auto di lusso, armi. Non è facile, signori. Oggi abbiamo ospitato un gruppo di giovanissimi, si chiamano White Shark, da cercare su YouTube e sugli store digitali, che pesca anche, abbiamo sentito il pezzo storico Long Train, pesca anche nella cultura musicale di noi grandicelli. Bravi White Shark, quest'ultimo pezzo era Non risponderò. Siamo arrivati al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Ma intanto apriamo anche le linee, dai che c'è Sammy Varini in diretta, entrate in onda con noi, chiamate 0292947222, anche perché è come collocazione oraria, è l'ultimo giorno. Mi viene un po' da piangere, c'è un po' la lacrimuccia, no? Soprattutto per Lorenzo, cavolo, non beccherò più Lorenzo il pomeriggio e beccherò i registi del mattino, ma porco cane. Ma soprattutto perché dal lunedì già Sammy Varin passa in rassegna stampa, un onore gigantesco, condurre la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà, storica trasmissione che da sempre conduceva Giulio Cainarca, che non va da nessuna parte chiaramente, ma arriverà subito dopo di me, facendo il punto della situazione, approfondendo determinati argomenti in una nuova trasmissione che si chiamerà Auto da Fè. Quindi da lunedì Sammy Varini in onda dalle 7:30 alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno con i consueti ospiti dei vari focus, con i qui parlamenti e soprattutto certamente anche con una piccola parentesi riservata alla musica indipendente. Cosa pensate che la tolgo? Ma neanche per sogno. Intanto certo gli appuntamenti da non scordare targati Lega, le arrabbiature di noi leghisti, di noi celoduristi, di noi che abbiamo votato centrodestra, di noi che abbiamo scelto l'autonomia. E poi arriva De Luca a Bergamo a parlare contro l'autonomia. Santa polenta taragna, sicuramente. Secondo De Luca, dalla città dei 1000 dovrebbe arrivare un secco no all'autonomia. De Luca ha parlato contro l'autonomia a Bergamo. Se i 1000 avessero immaginato l'Italia di De Luca e del PD, non sarebbero mai partiti. Questa battuta è del consigliere regionale della Lega Giovanni Malanchini, con naturalmente un ciao a De Luca, che un tempo era anche a favore dell'autonomia, ragazzi. Chissà mai che torni sui suoi passi, perché forse ci sarebbe davvero bisogno di prendersi un po' di responsabilità a Campania, a Napoli, e a non mettere in piazza determinati simboli fallici, perché Napoli è una città così bella, non ha bisogno del fallo per attirare i turisti. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Quella. Allora, signor Semmi, io volevo fare i miei complimenti al nostro consigliere regionale Guido Guidesi. Sì. Perché? Perché la Lombardia, scusi, e la Baviera hanno rafforzato le relazioni. Ok? La Lombardia e la Baviera hanno siglato un'alleanza per intensificare, ripeto, le relazioni reciproche e su posizioni comuni rispetto ai rapporti con l'Unione Europea. L'accordo è stato ratificato a Milano dall'assessore lombardo allo sviluppo economico Guido Guidesi, che mi sembra della Lega, no? Come no, certo. Ecco, e dal ministro di Stato bavarese per gli affari europei internazionali Erik Beisweger. E volevo terminare una collaborazione, signor Semmi, che rafforza il loro impegno in UE, ad esempio attraverso eventi congiunti a Bruxelles e posizioni comuni su atti legislativi a livello europeo. Tutto qua, io la saluto, un buon fine settimana anche a lei. Grazie, buon weekend e grazie per questa segnalazione. È chiaro, se facciamo squadra almeno con chi è vicino ai nostri pensieri. Luca da Brescia, certo, sono d'accordo che è schifo quelli che usano l'autotuning, non sono cantanti, ma sono solo bocche che emettono rumori a caso.
e inquinano pure. Eliminare l'autotuning è dopo. Bravo Luca, sì. E come vedi, questi rapper che ho invitato, sì, lo utilizzano ma con parsimonia, è come fosse il peperoncino, se ne metti troppo ragazzi rovini tutto quanto. 0292947222, è vero, con buona pace dell'Italici la Lombardia se ne sta andando, insieme alla Baviera e all'Austria finalmente ci gestiremo le nostre cose. Magari, io ti ho detto, sono pronto a dichiarare guerra, nonostante sia un pacifista, alla Svizzera, cioè poi arrendermi immediatamente. Chi vuole parlare con me anche tramite WhatsApp 340 6709 659. Sammy, per me la Lega deve insistere perché sia promossa una commissione d'inchiesta per il dossieraggio, anche alla luce delle dichiarazioni di Palamara e anche per chiarire bene la condanna a restituire i famosi 49 milioni che gli erano stati regolarmente dati come a tutti i partiti. Bravo Mario, e vedete cosa sta uscendo in questi giorni. Anche sui 49 milioni pare che ci sia sotto roba sporca di dossieraggio, ma anche sta menata che il bancario sia entrato nei conti correnti per vedere e quanto guadagnava la Meloni e tanta gente. È strana sta cosa, soprattutto che siano entrati nei conti correnti ma anche vari dossieraggi per parlare male di tutti esponenti di centrodestra. Che è un po' strana sta cosa, chissà come mai. Infatti da sinistra silenzio assolutamente, no, noi non c'entriamo, e quindi c'è qualcosa che non funziona, così come c'è qualcosa che non funziona anche sulla situazione Medio Oriente. Ancora spari sulla base UNIFIL in Libano. Questa volta sono stati feriti 2 caschi blu cingalesi, uno è grave. Allora, come la mettiamo? Cosa ne pensate di questa cosa? Chiaro che noi siamo con gli israeliani, ci mancherebbe altro, si devono vendicare, ma soprattutto, lo diciamo a bassa voce, stanno facendo un lavoro sporco che qualcuno prima o poi doveva fare, ragazzi. Far fuori un po' di terroristi, lo diciamo questo ad alta voce? Magari evitando gli effetti collaterali che ci sono stati e ci sono tuttora nella striscia di Gaza, ammazzando un fracco di povera gente. Questo magari si potrebbe evitare, ma la figura che sta facendo l'ONU con questi soldati lì in Libano da anni, forse da decenni, a fare assolutamente il nulla, e adesso che stanno sparando intorno a loro vanno nei bunker e si nascondono. Oh mamma che sparano, oh mamma mia. Cambiare le regole di ingaggio no, ok? E spostarli non sarebbe possibile spostarli. Tu dici, ma se li sposti dopo gli israeliani fanno quello che vogliono in Libano. È vero anche questo. E allora cosa stiamo facendo? Una figura di cacca pazzesca, capito? Cioè questi ci sparano addosso per dire fuori dalle palle e noi siamo lì, oh mamma signor sparano, oh mamma signor sparano. 0292947222 e il Corriere cerca di spiegare perché Israele ha fatto fuoco sugli italiani, che è una cosa gravissima, e adesso tiriamo fuori crimini di guerra eccetera, forse ce ne sono anche altri di crimini di guerra che si stanno portando avanti, signori, però è un crimine di guerra, assolutamente sì. Ci stanno sputtanando, che è un termine gentilissimo, non soltanto a noi italiani, in generale l'ONU, i caschi blu, cioè una roba assolutamente inutile. Ma Sammy, sarai ancora potere al popolo? Mi chiedono, adesso inizierà la lacrimuccia, lo so, è questa notizia che abbiamo dato ufficialmente stamattina, che passo a condurre la rassegna stampa da lunedì, dalle 7:30 alle 9:30, era già nell'aria, dai che lo sapevate, lo sentivate dentro, no? Dalle 7:30 alle 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, e sarà proprio potere al popolo dalle 11 a mezzogiorno. Chiaro che in questa fascia ci sarà il collega Pellegrin, che abbiamo spostato un po' più avanti, farà dalle 12:30 alle 15, non farà potere al popolo, farà la sua consueta trasmissione. Te capì?
Zelensky a capo di un governo corrotto è disposto a rivendere a chi le armi regalate da noi, pirla. Il suo piano di pace prevede al primo punto l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Ci prende anche per il culo, tanto noi stiamo sempre zitti e buoni. A quando una manifestazione per attivarci con un piano di pace? Bella domanda. Ci sparano addosso, che altro che... Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, Nando da Pioltello. Ehi. Due cose, la prima, la salsa con troppo peperoncino non si rovina, aggiungi un po' di salame, un po' di prosciutto, la fai sobbollire a fuoco lento un po' finché diventa una crema, la puoi usare per fare le pizze alla diavola. Porca cane ragazzi, emorroidi permettendo, certo, sì. Seconda roba, la missione dell'UNIFIL in Libano sappiamo benissimo è cominciata 40 anni fa, perché in Libano ci sono musulmani sciiti, musulmani sunniti e cristiani, e la Democrazia Cristiana italiana voleva tutelare il presidente democristiano del Libano che stava su coi finanziamenti dei traffici di hashish coltivati nella Val della Bekaa. I nostri militari sono sempre stati lì a tutelare la coltivazione di marijuana e di hashish, quindi fin dall'inizio è nata male. Portiamoli a casa e mettiamoli a pattugliare le strade di Milano, quei ragazzi lì. Ciao. Grazie. Capite, il pensiero popolare molte volte ci azzecca. E questo mi chiama prossimo conduttore della rassegna stampa. Può essere giusto, mi pare che l'hai azzeccata. Ciao, prossimo conduttore della rassegna stampa. Ciao, prossimo ascoltatore della mia rassegna stampa. Cosa pensi quando vedi in TV quei poveri siciliani che aprono il rubinetto e non scende l'acqua? Che tutto deve andare avanti così o che si deve cambiare qualcosa o qualcuno? Caro Mario, questa sicuramente è una domandona. A me risulta che è sempre stato così. Ora, chiaro, non piove, qui piove, là non piove. Qualcuno voleva la secessione per un buon motivo, sicuramente anche per questo, scherzo, però è sempre stato così. E poi non parliamo della Sicilia intera, in determinate zone. Chiaro che bisogna lavorarci, e per lavorarci bisogna prima di tutto sostituire tubature che perdono più della metà dell'acqua che dovrebbe arrivare nei rubinetti. Ragazzi, non è pensabile andare avanti in questo modo. Chiaro, ecco, io farei tornare tutti i nostri soldati che sono lì nascosti nei bunker. Oh mamma, sparano, gli israeliani ci sparano. O li facciamo lavorare, andate ad ammazzare un po' di terroristi anche voi, dai, forza, dai, regole di ingaggio cambiate, cosa volete? 100 euro in più, dai, 100 euro in più, andate a sparacchiare, che si sfogano un attimino, oppure li riportiamo a casa e li mandiamo ad aggiustare le tubature, non sarebbe niente male, le tubature siciliane. 0292947222. Sì, vedo già delle lacrime, passo alla mattina, ma non succede mica niente. Sammy Varin passa la mattina. Io sono preoccupato perché non sono all'altezza del Giulio Cainarca storico, che arriverà invece dopo di me dalle 9:30, 10 in poi, con una trasmissione bellissima di approfondimento che si chiamerà Auto da Fè. Vi sto dicendo il futuro di questa radio, e che servirà proprio per incentrare meglio ciò che sta accadendo, sviscerando dai giornali che purtroppo, come dicevamo prima nella trasmissione scorsa, troppo spesso si parlano addosso, si scrivono per quell'altro che legge, e il ben pensante giornalista collega che poi riscrive qualcosa che sempre questo legge. Dove andiamo a finire? 0292947222. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao. Buona. Sammy. Allora da lunedì sarai il conduttore della rassegna della sbobba quotidiana. Vero. Comunque mi fa piacere perché sei capace e sei anche ironico, e così Giulio si dedicherà anche a altri programmi. E come? È anche giusto, perché tutti i giorni, presto alle 7:30 da tantissimi anni, dal 96 quando è anche giusto che si cambi un pochettino le cose, ma la sostanza, quando c'è anche il Giulio Cainarca, c'è sempre, ed è cosa rara, è merce rara. Minimo. Avere delle persone così, perché basta sentire alla nostra radio dei commenti del professor Fabrizio Pezzani, oppure di Carlo Cambi, oppure quando interviene Giuseppe Liturri con Pierluigi Pellegrini.
eccetera, quando c'è Suad Sbai, quando c'è la professoressa Anna Bono, cioè sono tutte persone di grandissimo spessore che te dimmi un po' a parte che io da anni che la Rai non la vedo, se non qualche volta su Rai 5 quando c'è qualche programma di musica e compagnia cantante, perché è una porcheria unica. Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, la 7 sono tutte praticamente la stessa cosa. Dimmi un po' te, e poi non riesco a capire come qui nel nord non si riesca a aiutare una radio come la Radio Libertà, che era Radio Padania. Vero. Perché? Perché siamo una radio di nicchia, perché diamo fastidio, perché ci sono tante motivazioni, ma proprio perché per questo noi confidiamo in voi ascoltatori, nel passaparola tra voi ascoltatori, i tantissimi che ci hanno aiutato a Pontida, siete venuti a trovarci nel nostro stand, ma anche in questo momento chiunque può andare sul sito radiolibertà.net, cliccare su Sostienici e farci un bonifico di qualunque entità, ma ancora meglio andare in posta. Sì, conto corrente postale 3767 1294, 3767 1294, e aiutate la radio più rivoluzionaria che c'è, quella che parla ancora di buona politica, perché crede che esista ancora la buona politica. A proposito di buona politica, guardate qua cosa succede questa sera, venerdì 11 ottobre, ore 20:30. Chiavari, un nome e una sostanza, tu dici, ma almeno lì c'è la battuta, no? Chiavari, ricorda, però almeno uno dice l'ho messo nel nome. A Napoli, vedere questo monumento pazzesco anche di un personaggio molto famoso, eccetera, che è a forma di fallo, sinceramente, guarda, però ti ho detto, probabilmente avevano pochi turisti in questi mesi, spero adesso che lo tolgano avvicinandosi il Natale, almeno quello, spero, vabbè. Chiavari, se volete fare la battuta almeno però ce l'ha dentro nel nome, ok? Autonomia per la Liguria, proprio questa sera a Chiavari arrivano Roberto Calderoli e Edoardo Rixi. Un appuntamento bellissimo per parlare di autonomia per la Liguria. Lo sapete che si sta muovendo qualcosa di importante sul settore autonomia, si stanno decidendo i LEP, ci sono le materie extra LEP che già si mettono sul tavolo. È chiaro, si stanno facendo avanti varie regioni, non soltanto del nord su questo fronte, la polemica sicuramente, perché si vuole dare la possibilità a una regione che voglia aiutare maggiormente i propri cittadini, tenendosi i soldi, spendendoli meglio, di avere l'autonomia. No, non bisogna neanche provarla l'autonomia, cioè peggio di così potrebbe andare. Questa sera ore 20:30 Chiavari, point elettorale in Corso Dante 1, Edoardo Rixi, che è anche candidato consigliere regionale in Liguria, e Roberto Calderoli, ministro dell'autonomia. Segue rinfresco, se siete in zona mandate anche un ciao al grandissimo Calderoli, che vediamo ogni tanto perché guarda caso c'ha l'ufficio proprio qua sopra. Eccolo qua il cartellone di Rixi. 27-28 ottobre scrivi Rixi, che si dice Risi poi, per Bucci presidente, e i sondaggi, ragazzi, dicono che siamo avanti, non bisogna dirlo perché poi ci sono i ben pensanti che dicono mamma, sta vincendo la Lega, sta vincendo il centrodestra. Schlein è un governo che grida al complotto, scrive La Repubblica. Il Giornale invece, inchiesta sciocca Bari, spiati i conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto e La Russa, e poi ribadisco tutto il magna verso la Lega e altri esponenti del centrodestra con questo dossieraggio. Ma vi sembra normale? Ci vogliono sputtanare e non hanno trovato niente. La cosa più pazzesca è che non hanno trovato niente. Dici, chissà se trovavano qualche 49 milioni, però c'è rimasta sta cosa che dici, ma tu ci hai creduto alla storia dei 49 milioni? Io no. Attenzione, altro appuntamento con Roberto Calderoli, già signori, già che è lì, anche domani 12 ottobre
A Sarzana, qui siamo in provincia di La Spezia, tutto quello che c'è da sapere sull'autonomia. Sgomberiamo ogni dubbio dalle fake news. Figata! Roberto Calderoli domani 12 ottobre ore 10:30 al Loggiato di Sarzana. Chiaramente una bella chiacchierata con la stampa, con Paolo Ardito, caporedattore del Secolo XIX. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, sbirciatelo perché ci sono soprattutto quelli che riguardano la televisione, ma chiaramente noi amiamo esserci, guardarci in viso, darci la mano. Segnate giù, mercoledì prossimo ritorna a Sarzana la Lega e soprattutto arriva un certo generale Vannacci. Il generale Roberto Vannacci, mercoledì prossimo 16 ottobre ore 20:30 all'hotel Santa Caterina di Sarzana in provincia di La Spezia. Roberto Vannacci con Stefania Pucciarelli per parlare di Liguria, per parlare di un'Europa diversa con la Liguria protagonista. E questo è un altro genere musicale, ragazzi, ma noi li esploriamo tutti. Si chiama Joe Paciello, questa è Jazz Soda. Joe Paciello fonde sapientemente jazz house, deep, broken beat, new jazz, un altro pezzo che inseriremo molto volentieri nella mia rassegna stampa che partirà lunedì prossimo. Da lunedì prossimo Sammy Varini in rassegna stampa ogni giorno 7:30, 9:30. Sono emozionato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tu mi hai sottovalutato. Nessuno sapeva che io esistevo. Non pensi che sia un po' troppo? Un po' troppo. Joker, Folia 2 al cinema. Officine Ubu presenta la poesia e i colori delle Langhe in un viaggio tra terra e famiglia. In ogni pietra, in ogni albero c'è qualcosa di te che anche quando non ci sarai più parlerà di te.
con Idali Turk, Umberto Orsini e Margherita Bui. Trifole, le radici dimenticate, dal 17 ottobre al cinema. Io sono un po' matto e tu? Riccardo Ballerini, Marco Bocci, Raul Bova, Dario D'Ambrosi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Claudio Santamaria. Parte dell'incasso andrà a sostegno di Teatro Patologico Onlus. Io sono un po' matto. E tu? 7, 8 e 9 ottobre al cinema. Ciao! Venite a scoprire Io sono Rose. Ti occorre assistenza? dai creatori di Dragon Trainer. Devi imparare come funziona su quest'isola. Mamma! Lo proteggerò io. Il robot selvaggio. Vi proteggerò tutti. Dal 10 ottobre al cinema. Ragazzi, c'è una cassa nel camino. 3 semplici regole. Ci sono 2 milioni di sterline. Fai il lavoro, prendi i soldi, ripulisci tutto. E adesso? Li voglio qui! Li voglio ora! Chi siete bastardi? Ditta di pulizie. Clean Up Crew, specialisti in lavori sporchi. Dal 17 ottobre solo al cinema. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Joker, Folia 2 al cinema. E il buongiorno, buon pomeriggio, buon mattino, anche buona alba. Ma avete visto l'aurora boreale ieri, ragazzi? Sembrava di essere chissà dove. È un segno. È un segno, è arrivata l'aurora boreale. Sammy Varin passa alla mattina, signori. Dalla prossima settimana tutti questi appuntamenti che state vivendo in questo momento saranno spostati il venerdì sempre, no? Ma in tarda mattinata, in questo caso dalle 11 a mezzogiorno. Che cosa spostiamo al venerdì intorno alle 11 del mattino? Spostiamo l'appuntamento con Chiara Soldani. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori come sempre. Grazie. Chiara Soldani da leggifuoco.it, anche in versione cartacea a fuoco, riassume un po' i temi della settimana che l'hanno colpita maggiormente e in questo caso ci ricorda, non tanto Chiara Soldani, ma ce lo ricorda qualcun altro, che la Salis è una picchiatrice. Anche il Parlamento europeo è corrotto. Oh ragazzi, l'altro giorno Orban in piena forma dopo i fanghi di Pontida ne ha dette per bene a questi personaggi, in piena forma come il deputato della Lega Claudio Borghi Aquilini, del resto, che è tornato a scontrarsi con il virologo Bassetti. Questi alcuni argomenti dell'editoriale di Chiara Soldani. A te il microfono. Grazie Sammy, sì, siamo freschissimi ancora dopo Pontida e devo dire che è stato molto bello e anche molto interessante poter ascoltare direttamente le parole di grandi esponenti, a differenza della Salis, che ci inorgogliscono. Per esempio anche parliamo ovviamente del generale Vannacci, che ci degnamente rappresenta in Europa e non soltanto, a differenza di Ilaria Salis, che fosse per lei ci farebbe fare soltanto che delle pessime figure, per non dire altro. E tra l'altro in seduta plenaria a Strasburgo c'è stato questo one man show, un po' come a Pontida, perché abbiamo anche ascoltato lui, ovviamente Viktor Orbán, che ha messo un po' i puntini su lei e soprattutto si è tolto diversi sassolini dalle scarpe, tra l'altro con un eloquio come sempre ineccepibile, a differenza della Salis, che si è anche rifiutata di controbattere, insomma, nelle occasioni nelle quali è stata ovviamente chiamata in causa. Quindi diciamo che anche questo ci restituisce un po' la cifra stilistica di chi merita di essere ascoltato e seguito e chi invece dovrebbe semplicemente tornarsene a casa. Parliamo appunto di quanto detto da Orbán, che ci offre degli spunti sempre molto interessanti. Appunto detto, trovo assurdo che si debba ascoltare tutti insieme, insomma, Ilaria Salis, che si devono ascoltare le sue dichiarazioni, una persona che si è sottratta a una condanna penale. Tra l'altro ricordiamo anche questo piccolo dettaglio, perché con l'escamotage ovviamente delle elezioni è passata, insomma, dalle stalle alle stelle in questo caso. Ce li ha per tutti Orbán, perché ha chiaramente anche parlato di von der Leyen sul fronte vaccini e non soltanto. Ricordiamo un po' anche tutto lo scandalo e quelle che sono un po' le istanze della sinistra in sede europea che ci fanno parecchio arrabbiare.
Orbán ha detto von der Leyen ha reso la Commissione un'arma politica a servizio della sinistra e infine altro spunto molto interessante, ribadendo dei concetti che noi anche nel nostro piccolo ribadiamo costantemente, la nostra Costituzione, dice Orbán, che non si cambia, difende la famiglia e i bambini, il padre è un uomo, la mamma una donna, insomma la palissiano, però di questi tempi, caro Sammy, dove tutto è sovvertito, diciamo che ribadire lo status quo è sempre molto importante, insomma meglio una volta in più che una volta in meno. Tornando al punto invece del quale ci occupiamo ogni venerdì, quello comunque dei vaccini, fronte sempre caldissimo, c'è questo studio di ricercatori sudcoreani che parla di altre problematiche. Solitamente ci siamo soffermati sul discorso delle miocarditi, quindi tutto quello che riguarda appunto l'alterazione cardiaca, patologie al cuore e quant'altro. In questo caso parliamo invece di ipoacusie improvvise, ovvero sordi a causa appunto del vaccino Covid. Questa è diciamo una notizia perché c'è stato appunto l'intervento di un esimio professionista, il professor Antonio Mini, che ha parlato appunto di questo studio coreano e soprattutto di quelle che sono le problematiche e danni permanenti al nervo acustico che si riscontrano soprattutto in giovani adulti. Che cosa è successo? Praticamente queste manifestazioni appunto di perdita di udito sono improvvise, si manifestano nell'arco di poche ore se non addirittura minuti e richiedono un esame audiometrico urgente, tempestivo, quindi anche in questo caso la tempestività è fondamentale, nell'arco massimo di 7 giorni a distanza appunto dall'episodio che si riscontra e si manifesta. Associate spesso sono anche vertigini e acufeni e le problematiche si riscontrano soprattutto nei giovani tra i 20 e i 39 anni, quindi stiamo parlando di soggetti giovanissimi e soprattutto sani in precedenza. Questo studio raccoglie dati di 6,7 milioni di persone raccolti tra il 2020 e il 2022 senza, come dicevo appunto, pregressi problemi d'udito e il 93,1% aveva completato il ciclo primario di vaccinazioni, quindi insomma stiamo parlando appunto anche della terza dose. E come sempre Sammy, noi parliamo anche di queste notizie scomodissime sperando ovviamente di non essere censurati. Per quanto riguarda invece Borghi, che è sempre sul pezzo e quindi solleva anche lui la questione dei vaccini, soprattutto per i più giovani. Avevamo già mesi fa parlato di questo scontro con le Virostar, scontro che viene ripreso da ADN Cronos. Borghi dice stop al vaccino Covid ai più giovani. Il leghista pubblica su X uno studio appunto che rileva i danni post vaccino anche nei giovani, quindi dice la vaccinazione dovrebbe essere sospesa. Ovviamente una sollevazione da parte di Burioni, Bassetti e quant'altro, ma Borghi non cede di un passo, dice se necessario presenterò un'interrogazione al ministro Schillaci. E quindi insomma anche questa mi sembra una notizia molto molto importante. E abbiamo parlato venerdì scorso del laboratorio Gender Fluid a Roma, purtroppo l'andazzo, la moda ormai è questa. Vita e Famiglia denuncia quanto sta accadendo invece all'Università di Sassari, che intende introdurre questo corso formativo queer e ovviamente Provita dice ormai si sta oltrepassando ogni limite. Perché? L'intenzione appunto dell'Ateneo Sardo è quello di introdurre nell'offerta formativa il contributo critico delle teorizzazioni femministe, omosessuali, lesbiche, queer e trans allo studio del potere, della politica e delle relazioni sociali. In buona sostanza questo corso dovrebbe essere appunto tenuto dall'attivista Federico Zappino, attivista LGBT, ma la cosa peggiore è che prevede l'inserimento di testi firmati da Mario Mieli, colui che aveva sdoganato la pedofilia. Ricordiamo quanto affermato da questo signore: possiamo desiderare eroticamente i bambini rispondendo alla loro voglia di eros. Dulcis in fundo, i bambini dovrebbero avere rapporti con i propri padri e con le proprie madri. Allora, io mi vergogno già solo a leggere queste dichiarazioni e quanto scritto peraltro nero su bianco su dei libri. Mi vengono semplicemente i brividi. Se questo è un po' l'indirizzo, se questa è l'intenzione del mondo LGBT, insomma, motivo in più per in primis arrabbiarci, ma soprattutto per agire, perché in questo caso l'omofobia ovviamente non c'entra nulla, in questo caso si introducono dei concetti pericolosissimi
e ancora una volta di più diciamo giù le mani soprattutto dai bambini. Ma siamo noi che abbiamo capito male, sicuramente intendeva dire qualcosa d'altro Mario Mieli in quel libro, siamo noi che pensiamo male ogni volta, ma è una sensazione, no? Se era una sensazione. Signori, questo è il resoconto della nostra Chiara Soldani che molti di voi hanno visto nella Pontida domenica scorsa e poi a un certo punto sei sparita, sei andata nel pratone, hai fatto i fanghi anche tu, Chiara? Assolutamente sì, e devo dire che 3 volte le scarpe al terzo tentativo le ho lavate bene, Sammy. Sì, è stato difficile, ma questa impresa l'abbiamo superata. No, è stato molto bello e anzi grazie a tutti perché è stato un bel bagno di affetto e sono stata molto felice di vedervi soprattutto. E come, ancora adesso ringraziamo i tanti amici che sono riusciti a passare allo stand di Radio Libertà e non sempre è facile quando c'è un casino della miseria spostarsi da una parte all'altra. Poi, chiaro, siete venuti a salutarmi, avete fatto la foto con il Sammy Varin, vi siete procurati, se siete arrivati in tempo, l'orologio di Radio Libertà, il portachiavi bruciacchiato di Radio Libertà, ma state tranquilli che, nonostante li abbiamo fatti fuori tutti, stiamo inventando ancora qualcosa, perché c'è il nostro Marco Grimoldi che è un vulcano in questo senso, si sta inventando qualche altro gadget, quindi chi di voi pensa di fare un girettino qui nei nostri studi, siamo in via Bellerio 41 a Milano e siamo l'unica radio sempre aperta, cioè vuol dire che se arrivate con un salame in mano, ma noi non vi lasciamo mica fuori, assolutamente vi facciamo entrare, vi offriamo un caffè padano, vi tiro dentro in trasmissione col salame in mano e poi potete fare il pieno di gadget, le magliette, i cappellini, gli adesivi, ma soprattutto certamente verso Natale arriverà qualche palla di Natale sicuramente da attaccare all'albero, chi lo sa. Per il momento grazie ancora a tutti voi che siete venuti a trovarci a Pontida, grazie a Chiara Soldani che ha provato questa emozione e Chiara, come dicevo anche agli altri ospiti, l'appuntamento è per venerdì prossimo, ma ci sposteremo di qualche ora perché non sarò più in onda dalle 13 alle 15, ma dalla prossima settimana farò la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 e poi ancora in tarda mattinata dalle 11 a mezzogiorno ripercorreremo la settimana il venerdì proprio con la Chiara Soldani che farà capolino subito dopo le ore 11 del venerdì. Ok, Chiara? Ci saremo Sammy. Grazie davvero. Grazie a te. Insostituibile assolutamente il tuo resoconto della settimana, bello potente e Chiara, buon weekend, ci sentiamo più avanti. Altrettanto a te e a tutti voi Sammy, grazie mille, a venerdì. Grazie, un piacerone avervi nei nostri studi quando ci venite a trovare, ma anche semplicemente il vostro editoriale e questo lo dico anche a voi ascoltatori che entrate in onda con noi attraverso lo 0292947222 o che ci inviate WhatsApp al 3406709659. Luca di Bologna legge sul web che la più grande agenzia britannica di scommesse da ieri punta decisamente sulla vittoria di Trump e loro generalmente ci beccano. Luca, non dirlo in giro, mamma mia. Ci sono i bacchettoni? Lo sto trovando il bacchettone, adesso salta fuori. Eh sì, perché a quest'ora tocca a informazionecattolica.it, anche in questo caso, ricordate, dalla prossima settimana tutto anticipato tra le 11 e mezzogiorno del venerdì e sarà una bella levataccia e non soltanto per il sottoscritto Sammy Varin fare la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30 vuol dire svegliarsi almeno alle 5:30 massimo, ma la levataccia vera sarà per voi ascoltatori, che è chiaro, se mi volete bene dovete essere in battaglia con me fin dalle 7:30, magari vi perdono, vi faccio arrivare alle 8, però dovete fare il punto con me dei quotidiani del mattino, anche perché poi io apro le linee, quindi già 8:30, 9 meno un quarto e potrete entrare in onda con me in diretta e dire la vostra sulle notizie che ci sono sui giornali e state tranquilli che non andrò a leggere i giornali che ci trattano bene, no,
È arrivato, certo, è arrivato il momento di informazionecattolica.it. Grazie a Pietro Licciardi, ciao. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori, eccoci qua. Allora, questa settimana cominciamo con un tema molto caldo. Siamo o no sull'orlo di una nuova guerra mondiale? Come allarmisticamente stanno buttando lì i media, non solo di casa nostra? Su questo abbiamo interpellato il professor Marco Cimmino, che è uno storico militare, perché a quanto pare, almeno per quanto riguarda le aree di crisi attualmente più calde, e parliamo di Ucraina, Medio Oriente e del contenzioso Cina-Taiwan, le diplomazie, almeno fino ad oggi, sembrano voler evitare pericolose escalation. Per farla breve, sembra quasi di rivivere quanto accaduto nel 1914 e anche nel 1939, quando le potenze europee pensavano di risolvere le loro questioni con guerre di portata limitata, e invece sappiamo com'è andata. Da Cimmino, appunto, ci siamo fatti spiegare se ci sono analogie tra quello che stiamo vivendo adesso e ciò che portò alle 2 guerre mondiali. Sempre per cercare di capirci qualcosa di più rispetto a ciò che ci dice l'informazione mainstream, che non sempre ci coglie, abbiamo sentito anche un analista militare, Mirko Campochiari, che per quanto riguarda l'Ucraina ha evidenziato la palese difficoltà di Kiev, che proprio per questo sta cercando di coinvolgere altri paesi nella sua guerra. Mentre per il Medio Oriente vi è il rischio di un nuovo conflitto regionale in cui Israele, dopo aver chiuso i conti con Hamas ed Hezbollah, potrebbe chiudere la partita anche con l'Iran, che ha dimostrato di disporre missili molto più temibili ed efficienti di quelli che aveva una volta, realizzati anche con l'aiuto dei russi e capaci di caricare testate nucleari. Pure dalle parti della Cina, secondo Campochiari, qualcosa bolle in pentola, perché le 3 portaerei di Pechino sono state viste uscire recentemente in mare per quella che potrebbe essere la prova di un blocco navale attorno a Taiwan. Insomma, ci sono un po' di situazioni che potrebbero innescare effetti imprevedibili. Il nostro consiglio, pertanto, è di prendere in mano il Santo Rosario e serenamente cominciare a pregare la Nostra Signora della Pace, il che non fa mai male, anzi. Passo adesso a Matteo Castagna, che spiega il motivo della perenne condanna da parte della Chiesa di magia, esoterismo, tarocchi, stregoneria e occultismo, che stanno tornando in auge man mano che noi moderni procediamo verso la barbarie e l'inciviltà. Gli atei, i sedicenti razionalisti, infatti, pensano di appropriarsi e possedere con la volontà ciò che nell'esperienza religiosa può essere concepito solo come dono. Quindi la magia parte dal presupposto di voler dominare le forze occulte, attribuendosi un potere sovrumano e cercando di affermare il proprio desiderio di potenza sulla natura, piegandola ai propri scopi. Ancora, a proposito di incipiente barbarie, Eugenio Capozzi indica un sintomo della nostra decadenza, il fatto che ormai si tende a polemizzare, o per meglio dire ad aggredire, demonizzare, scomunicare, su tutto, senza mai citare una statistica, una cifra, un dato significativo, un quadro d'insieme, a partire dal quale fare valutazioni o esprimere giudizi, proporre soluzioni a problemi di interesse generale. Solo episodi enfatizzati all'inverosimile, gridati istericamente, branditi come clave per colpire qualche vero o ipotetico nemico, additarne l'indegnità morale, tentare di espellerlo a forza dal dibattito. Consiglio poi la lettura di Bruno Volpe, che ha intervistato l'esorcista Gianni Sini, il quale spiega il motivo del fiorire oggi di tante sette, dei pericoli che comportano e di come sia facile cadere nei tranelli di Satana. Pensiamo a chi dice: io credo in Dio, ma non seguo la Chiesa, o non credo ai santi. A seguire il duro articolo di Don Fortunato Di Noto, il sacerdote che combatte la pedofilia e la pornografia dilagante su internet, ma non solo. Per il sacerdote, chi abusa dei bimbi si nutre di un sistema corrotto di silenzio e responsabili connivenze, perché a parole tutti dicono di essere contro la pedofilia e la pornografia infantile,
ma nei fatti pochi si muovono per contrastare, ad esempio, l'ideologia gender che vuole mettere le mani anche sui minori. Don Di Noto, in sintesi, avverte: gli erodi che con loro delirio di potere abusano dell'innocenza dei piccoli potranno anche farla franca qui sulla terra grazie al denaro e alle coperture politiche, ma non davanti a Dio, e forse saranno proprio i bambini da loro abusati a mettere loro al collo le catene che li precipiteranno all'inferno. Passo al costituzionalista Daniele Trabucco, che scrive sull'ammissibilità del referendum abrogativo della legge Calderoli sul regionalismo differenziato, cosa messa in dubbio dal ministro leghista per gli affari regionali e le autonomie, autore appunto della legge 86 del 26 giugno 2024. Siccome ci avviciniamo a novembre e già si vedono in giro pubblicità che fanno riferimento ad Halloween, ecco l'articolo di Salvatore Carloni che, dopo aver ricordato come gli esorcisti, tra i quali anche il famosissimo padre Amort, sconsiglino caldamente di partecipare a questa festa, che non è innocente, ma è un attacco al cristianesimo e anche alla nostra cultura italica, riporta come in molte scuole salesiane, per non parlare delle parrocchie, non ci si faccia scrupoli di scherzare con il macabro all'odor di zolfo. Purtroppo non ci facciamo illusioni, e anche se ogni anno ripetiamo la stessa cosa, ovvero lasciate stare Halloween, preti, suore e genitori continueranno a fare come gli pare, perché ormai ha preso piede la chiesa del secondo me, in cui esorcisti, papi e vescovi possono dire quello che vogliono, tanto dolcetto scherzetto, e che vuoi che sia. Martino Mora invece ci parla della vittimizzazione selettiva delle minoranze, ovvero per Mora sono i padroni del denaro e i loro spin doctor che decidono scientemente chi vittimizzare e chi no, chi merita la compassione collettiva e chi no. Scelgono delle precise categorie che magari nel passato hanno subito vere o presunte angherie e le sacralizzano attraverso l'ossessiva vittimizzazione che parte dai media, quasi interamente controllati da chi ha il denaro, ma arriva presto nelle scuole, nelle università, nelle case editrici, sotto la forma del politicamente corretto americanoide. È questa la fabbrica della compassione. I veri manipolatori, consapevoli di tutto ciò, conclude Mora, sono relativamente pochi, ma gli utili idioti della sovversione in un mondo senza Dio e senza radici sono invece una marea, soprattutto se benestanti e istruiti. Chiudo con un piccolo scandalo avvenuto a Livorno La Rossa, dove l'assessore Piddino alla cultura del comune ha detto sui social quello che veramente pensava sulle farneticazioni LGBT e gender. In pratica Simone Lenzi, e questo è il nome dell'assessore, ha detto che tutta la propaganda ossessiva sulle questioni di genere ha veramente rotto i maroni e che in parecchi si sono bevuti il cervello. Naturalmente, apriti cielo, l'assessore si è dovuto dimettere e comunque abbiamo la conferma di come certe battaglie siano puramente ideologiche e fuori dalla realtà, tanto che neppure tanti della sinistra piddina, che se ne fa paladina, evidentemente ci crede veramente. Eccoci alla fine anche per questa rassegna settimanale. Ehi, ma la rassegna prosegue, signori. Se vi fate un giro sul sito, quello ufficiale di informazionecattolica.it, facile trovarli anche semplicemente se avete Facebook, informazionecattolica.it, e scoprite un'informazione davvero puntuale e che fa riflettere. Come dico sempre io, non bisogna essere per forza d'accordo, ma sentire un'altra campana, è il caso di dirlo, è importante. Caro Pietro, come sempre grazie, e come dicevo anche agli altri ospiti, ricordiamoci, dalla prossima settimana, da venerdì prossimo, anticipiamo questa parentesi intorno alle 11:20 di venerdì, e sarà interessante perché avremo, Pietro, una platea ancora più grande praticamente, che è la platea del mattino, che è una delle parentesi più ascoltate di tutta Radio Libertà, quindi ancora di più a fare il tifo per informazionecattolica.it. Grazie Pietro.
Benissimo, allora per la gioia di tutti gli ascoltatori ci saremo anche noi. Un salutone. Grazie a te e a tutti i tuoi collaboratori. Siamo alle 14:28, tra pochissimo arriva il Qui Parlamento e intanto ultima ora Crosetto che dice non lasceremo il Libano. Anche Israele rispetti il diritto internazionale. Fatto che comunque chiaramente ci fa pensare, perché abbiamo lì il nostro contingente 1000 soldati tutti nascosti nei bunker e questi, in questo caso gli israeliani, che ci sparano addosso per farci capire bonariamente che ce ne dobbiamo andare, che devono mettere a posto loro le cose. Che ne pensate? Come dico sempre, la verità sta nel mezzo. Certo che è sicuramente un periodaccio in tutti i sensi, anche per il povero Crosetto. Ci fermiamo, ma tra pochissimo ci colleghiamo con il Parlamento. Tra pochissimo arriva il senatore Manfredi Potenti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici, buongiorno buon gustai di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Qualche volta ho anch'io bisogno di togliermi qualche sassolino, c'ho bisogno, ne sento la necessità. Parliamo di olio extravergine di oliva, parliamo dell'olio Acerbis, ma non voglio parlare dell'olio Acerbis. Stamattina un pochettino ne parlerò, però voglio dirvi questo. Permettetemelo una volta, con il massimo rispetto, da chi mi conosce ormai da 25 anni lo sa. Allora, l'olio italiano oggi ha una quotazione che va dai 13 ai 18-20 euro al litro, secondo poi dell'olio, eccetera, eccetera. Un olio oggi di dubbia provenienza, quindi comunitario, extracomunitario, siamo intorno ai 12-11 euro. Allora io non voglio farvi i conti in tasca, io devo parlare della qualità, se no parliamo di qualcos'altro, ok? Allora cosa dura un litro di olio in una famiglia normale? Ve lo dico io di 4 persone, specialmente oggi. Un litro di olio vi dura più o meno quasi un mese, 6 bottiglie sono quasi 5-6 mesi. Adesso l'olio Acerbis viene a 14 euro al litro, estratto a freddo, certificato, le analisi chimiche in mano, tutto. Quello di dubbia provenienza 11, 12, 10. Adesso voi allora sono 6 un mese, 3 euro di differenza. Per questo qua è un calcolo matematico, io sono discalculico e dislessico, però questi calcolini ho imparato a farli sulla carta del pane, come facevano i bottegai una volta. O per 4 euro in un mese o 3,50 euro in un mese, quindi un litro d'olio, tu magari mi vai a scegliere, e rispetto la tua scelta, però dico magari mi vai a scegliere un olio che va però, ma non lo so, e poi magari ci lamentiamo perché nel girare la bottiglia leggiamo che è un olio che viene da paesi comunitari o extracomunitari. Insomma, io vi dico, prenotate l'olio, pare quest'anno ne faremo pochissimo. Sentite, sta già squillando i telefoni. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, estratto a freddo a casa vostra, trasporto non lo pagate, analisi chimiche disponibili per voi, per il dottore, l'amico, il cugino, l'amante, per tutti. 030 68 40 408. L'olio bu è sempre ragano. Qui Parlamento. E siamo tornati in diretta, sono le 14:32, con il buongiorno anche a chi ci segue nella replica all'alba. Un saluto da Sammy Varin, Potere al Popolo, certo il collegamento quotidiano con voi ascoltatori, ma anche e soprattutto con chi ci rappresenta in Parlamento, e in questo caso abbiamo in linea il senatore Manfredi Potenti. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a voi. Grazie Manfredi, un piacere essere in tua compagnia e soprattutto fare un po'... Anche mio. Grazie, il punto
della situazione, in questo caso situazione, provvedimento, intercettazioni. Ti ho sentito l'altro giorno, hai detto che il piccolo mondo antico è finito, c'è un nuovo modo di calibrare lo strumento delle intercettazioni per evitare che vengano utilizzati per fini diversi da quelli giudiziari. Mai come adesso, importantissimo, perché vediamo che cosa sta succedendo su vari fronti. Che cosa si sta muovendo riguardo l'argomento intercettazioni? Allora, intanto grazie di aver anticipato, ecco, questo mio riferimento metaforico a un piccolo mondo antico, perché prima di me aveva parlato in aula il senatore Scarpinato, che proprio in queste ore, guarda caso, è coinvolto in uno scandalo che credo nelle prossime giornate sarà assolutamente nelle prime pagine di tutti i quotidiani, perché pare aver, diciamo, in qualche modo, ecco, condizionato nelle risposte di un testimone che dovevamo audire in commissione antimafia, addirittura, insomma, le risposte. Quindi da quella stessa persona che ha avuto un ruolo, diciamo, apicale nella magistratura inquirente, non solo dovranno essere accettate appunto queste condotte molto strane, ma è venuta nell'aula del Senato diciamo la critica a questo governo per aver messo le mani sulle norme che disciplinano le intercettazioni, accusando la maggioranza di voler togliere alle forze inquirenti, alle forze di polizia ogni possibilità di indagine, torneremo a dover fare pedinamenti. Che cosa abbiamo fatto? Allora, allo stato attuale c'è un articolo del codice di procedura penale che disciplina la possibilità di autorizzare delle intercettazioni in un contesto di indagine. Lo si può fare per reati di una certa gravità, da 5 anni in su di pena massima, e lo si può fare quando vi siano, allo Stato la legge dice, gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile. Quindi sono due elementi che già costringono l'inquirente a giustificare e motivare perché si deve ricorrere a un'intercettazione che è costosa, è invasiva e non può essere utilizzata come mero strumento, si dice, esplorativo. Deve essere utilizzata quando il contesto dell'indagine ha già suffragato l'esistenza di un potenziale reato. Ora, fino ad oggi queste intercettazioni potevano durare sostanzialmente all'infinito, 15 giorni per 15 giorni, il rinnovo non prevedeva sostanzialmente una limitazione. Che cosa succede? Dopo i primi 3, chiamiamoli periodi di 15 giorni di attività investigativa svolta con l'intercettazione, noi abbiamo introdotto un periodo di 45 giorni ulteriore, quindi ai primi 45 spezzettati in 15, 15 e 15, che sostanzialmente prevede la necessità di provare qualcosa di più, perché se mi hai intercettato fino a quel momento, ti serve ancora tempo, ti dico motivami perché hai bisogno di ancora tempo. Quindi abbiamo introdotto uno scalino che l'inquirente dovrà in qualche modo motivare con elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di una motivazione. Ora, su questi elementi specifici e concreti si è sollevato il finimondo, ma non è niente di più di quello che già si richiedeva, elementi specifici e concreti. Ho visto Tizio che usciva 5 volte al giorno dall'appartamento sito in via Capitali dove in passato si spacciava. Ho bisogno di andare a capire cosa succede nell'appartamento. Questa è una motivazione che permette di avere ulteriori 45 giorni. Ora io ho detto anche altro. Ho detto che siamo in un'epoca in cui la rapidità delle comunicazioni è massiva. Ho fatto anche l'esempio, qualcuno ha conosciuto il telefono con la rondella dove si girava con l'indice per formare il numero telefonico da chiamare. Quello è un mondo che non esiste più, il piccolo mondo antico a cui mi riferivo. Oggi la rapidità delle comunicazioni avviene con i telefonini, avviene attraverso le videomessaggerie, avviene quindi la durata delle intercettazioni diventa massiva e in grado di individuare il comportamento di un soggetto già dopo 4-5 giorni per il numero e la quantità di comunicazioni che ci scambiamo quotidianamente. E ho detto di più, a fronte di comportamenti gravissimi,
nei quali oltretutto come Lega noi siamo coinvolti. Il dossieraggio, il caso del dottor Palamara, guarda caso sempre insomma tutte cose che riguardano in qualche modo la Lega, per non parlare insomma, del processo al nostro capo Matteo Salvini, ma non voglio commentare insomma pendenti giudiziari in atto. Il problema è anche quello di avere degli strumenti che ad oggi sono in mano ad alcuni servitori infedeli dello Stato e diventano degli strumenti pericolosissimi se non sono utilizzati con le dovute cautele. Siccome purtroppo abbiamo visto quali possono essere gli abusi che si fanno di questi strumenti, abbiamo inteso introdurre dei limiti con i quali giustificare il loro uso da parte della generalità degli organi inquirenti. È un sistema che bilancia anche in funzione insomma, di quelli che sono pronunciamenti comunitari, c'è tutta una giurisprudenza, bilancia quelle che sono le armi in campo. Cioè io oggi ho degli strumenti invasivi come il Trojan che mi permettono di entrare all'interno di vicende personali che io in aula nella scorsa legislatura alla Camera dissi potrebbe entrare anche all'interno di un confessorio cattolico, mentre io mi confesso a un prete, in quel momento potrei avere il Trojan dentro il mio apparecchio telefonico e sente anche magari la confessione di qualcosa che potrebbe essere necessario riservare solo al nostro Signore. Quindi l'utilizzo di alcuni strumenti deve essere calibrato. Noi abbiamo introdotto, poi tutto si può migliorare, questa è una norma tra l'altro insomma, che è stata così proposta da uno dei nostri, da un parlamentare di un partito di maggioranza, non della Lega. Noi abbiamo contribuito a perfezionare un po' la norma, un'altra parte insomma, di questa normativa poi è stata assorbita dal disegno di legge Nordio, riguardava la tutela delle conversazioni fra avvocato e il proprio cliente che oggi sono ancora insomma, oggetto di intercettazioni o di indagini in alcune situazioni. Quindi questo è il quadro, spero di avervelo più o meno spiegato come si deve. E io ti ringrazio perché veramente hai fatto esempi molto calzanti, ma soprattutto che ci avvicinano alla quotidianità e sono sorprendentemente utili anche per chi non mastica politica come noi da colazione fino a cena. Io ringrazio veramente il senatore Manfredi Potenti della Lega. È un dovere. Ciao, alla prossima. Buona giornata a voi, a presto. Qui Parlamento. Perdo ore a guardarmi allo specchio, dentro un vortice di pensieri, e rifletto lo sbaglio che odio ma lo riconosco. Ho paura a guardarlo negli occhi ma è parte di me. Tutti gli altri mi guardano strano, se dai filtri mi tengo lontano. L'apparenza è una scatola vuota in cui non entra nulla, ipnotizza la vita in un grande patetico show. Avanti quel cabaret che scioglie il mal di vivere, la nostra specialità è dare vita e bla bla bla. Amanti delle maschere, felici di ridere, dei gossip, dei varietà, illusi di libertà. Penso troppo e a volte non devo, basta poco per rendermi matto. L'utopia di comprare ideali ad un supermercato strega il genere umano nel suo miserabile show. Avanti quel cabaret che scioglie il mal di vivere, la nostra specialità è dare vita e bla bla bla. Amanti delle maschere, felici di ridere, del circo, dei gran galà, giudici di musica. E alla sera il sapore che resta è l'amaro che annega il miraggio di questa realtà. L'ubriaca che comincia la festa, dal deserto di sabbia si innalza un'enorme città. Sbaglio
da cabaret, è questo lieto vivere, da sogno America, devoto al bla bla bla, amanti delle maschere, felici di ridere, dei gossip, dei varietà, da aridi di verità. Ma che belle excursus in un mondo musicale un po' diverso dal solito, e mi fa piacere avere voglia di pescare anche in un altro mare. Ci sono ascoltatori che sono molto sensibili a questo tipo di musica. Amanti delle maschere, la canzone che vi ho presentato per Andrea Mandelli. Ciao! Ciao Radio Libertà, ciao a tutti gli ascoltatori, intanto grazie di cuore per essere qui. È meraviglioso e sono molto contento di poter esprimere un po', diciamo, le mie sensazioni con voi. Ah, mi piace, soprattutto perché appunto ci regali delle emozioni un po' diverse dal solito. Giovanissimo cantante, si fa per dire, 25 anni, hai già fatto però un fracco di esperienze sul palco, televisive, qualcuno probabilmente adesso inizia anche a ricordare. Da dove partiamo? Come è iniziata la tua passione? Sei autodidatta o hai frequentato delle scuole di canto o di musica? Magari qualcuno anche che conosciamo. Mandelli. Infatti, no, la musica intanto nasce per solitudine. Io sono nato in Ucraina e ho vissuto per un po' di anni, fino ai miei 8-9 anni, in orfanotrofio, e da lì ho iniziato a cantare un po' nel mio angolo chiuso, ecco. Poi da lì sono stato adottato, ho chiesto ai miei genitori di iniziare a studiare, e piano piano ho iniziato con delle scuole amatoriali, come tanti bambini fanno, e poi successivamente nel corso degli anni ho studiato sia a livello professionale che sviluppando poi anche a livello formativo e attraverso le esperienze concorsi internazionali di musica. Quindi un'emozione unica, comunque, sempre. Appunto, sono arrivati concorsi importanti e vogliamo sapere qualcosa anche e soprattutto perché poi c'è stata una trasmissione storica che conosciamo tutti quanti, Amici, nel 2022. Ma facci un sunto di qualche concorso che ti è rimasto impresso e soprattutto dell'esperienza di Amici. Certo. Parto magari dal Festival Voci d'Oro, ad esempio, di Montecatini, un concorso nazionale dove ho avuto modo appunto di potermi confrontare con gli artisti e anche con tutto lo staff, un'esperienza unica e indimenticabile. Da lì, vincendo il concorso, ho vinto un brano inedito che poi è stato registrato anche su YouTube. Successivamente, sempre nel corso dello stesso anno, quindi si parla del 2019, ho fatto il Tour Music Fest, che è un contest europeo, in questo caso internazionale di musica, dove fase dopo fase, piano piano sono arrivato e ho avuto modo di vincere una borsa di studio per la Berklee College of Music, l'università più prestigiosa, diciamo, a livello proprio mondiale, adesso non per dire, perché è proprio un'università dove hanno studiato grandissimi artisti e 10.000 euro di sponsorizzazione artistica, quindi che mi hanno aiutato molto a crescere in questo percorso. Dopo varie esperienze, quindi altri concorsi, poi eventi, spettacoli, mi hanno chiamato la redazione di Amici per andare a provare a fare dei casting. Quindi Sammy, da cosa nasce cosa, e quindi grazie a queste esperienze ho avuto modo di fare questi casting e anche lì fase dopo fase sono finito, grazie a Rosalba D'Arisa, in prima puntata appunto di Amici di Maria De Filippi. Lì poi piano piano ho iniziato il mio percorso scolastico con loro, quindi con la redazione, con lo staff, con gli autori, e ho avuto modo appunto di vedere e imparare come funziona appunto il mondo della televisione, ma soprattutto attraverso la musica.
Quindi un percorso, diciamo, assai interessante, Sammy. Direi di sì, e in questo momento ci stanno arrivando WhatsApp qui al 34067096659, qualcuno che si ricorda, sì, che memoria, vabbè, 2022, insomma, non è che sia passato una vita, però questa Amici, perché poi ci si divide anche su questa trasmissione, eccetera, quanto serve. Tu dicevi serve anche per imparare che cos'è la televisione e vista proprio da chi la fa, quindi i tempi televisivi, l'importanza delle inquadrature, serve davvero questa trasmissione Amici, e a cosa serve in particolar modo? Perché molti dicono che l'esperienza sul campo, su un palco è un qualcosa di ineguagliabile, e quindi bisogna poi farsi anche cantando da un palco e non soltanto stare lì davanti alla telecamera dove tutto è tra virgolette finto, ma nel caso di Amici mica poi tanto. Così, in alcune fasi, ecco. Io nasco dai palchi, quindi bene o male non ho iniziato con la televisione, sono nato direttamente sul palco, quindi dopo vari anni dove ho avuto modo appunto di esprimere, sono arrivato in televisione successivamente, quindi è grazie al palco che sono arrivato alla televisione. Amici è un percorso chiaramente, come dicevamo prima, televisivo, che come dicevi prima, Sammy, i tempi, no? Devi gestirteli tu. Devi gestire tu i tempi, devi stare anche sotto forma di canoni, giustamente televisivi, quindi devi essere sempre un po' di fretta, e questo ti insegna anche ad arrangiarti poi successivamente nella vita reale, quello che è il palco che dicevamo prima, che è molto utile soprattutto per un artista emergente, ma anche per un artista professionista. Tutto vero, signori. Andrea Mandelli con noi, e tra poco ci dirai naturalmente dove poter trovare la tua musica. Oltre a suonare pianoforte e canto, sei anche autore di molte tue canzoni, e naturalmente ti chiedo a cosa ti sei ispirato, soprattutto in questo pezzo che è piaciuto molto ai nostri ascoltatori, Amanti delle maschere, e poi certamente che cosa si sta muovendo, perché so che hai qualche ulteriore sogno nel cassetto e c'è qualcosa che sta bollendo in pentola. Andrea. Esatto, esatto. Amanti delle maschere è un brano un po' complicato e allo stesso tempo molto facile. Parte da uno stile, intanto parliamo proprio di genere musicale, parte proprio da uno stile pop sound, quindi un inizio molto contemporaneo dove va a sfociarsi con il ritornello alla Moulin Rouge, al cabaret, no? E il testo parla di quante volte l'essere umano spesso tende a nascondersi dietro una maschera pur di non fare vedere le proprie sofferenze o le proprie emozioni, che non si tratta giustamente solo quelle negative, ma anche quelle positive, perché è come una forma di barriera. Noi tendenzialmente cerchiamo, magari al mattino ci svegliamo e troviamo quella voglia di non interagire o comunicare con altre persone, e quindi tendiamo a nascondere le nostre fragilità, tante volte è così. E quindi Amanti delle maschere ha questo fulcro, questo nucleo dove va su un crescendo dalla prima strofa per poi ritornare a dire che è tutto un cabaret. Se noi fossimo tutti più aperti, allora in quel caso forse ci comprenderemo un po' di più. Forte, forte, forte. La riproporremo, questa canzone, magari anche in rassegna stampa, che condurrò dal lunedì, perché ci sta come argomentazione. Senti, facciamo il tifo. Sei iscritto a Sanremo Giovani 2025? Ancora sta bollendo nella pentola questa cosa, non è ancora confermato. Vediamo, stiamo andando, stiamo procedendo piano piano, quindi... Beh, direi che siamo diciamo sulla barca. Direi che è il caso di veleggiare nel tuo caso, ma soprattutto lo dicono i nostri ascoltatori, che se lo dicono loro stanno facendo il tifo per te, bisogna farlo. Ma intanto dove trovare la musica di Andrea Mandelli per chi cerca diverse emozioni, per chi magari si è sentito sfiorato da questa canzone appena udita, Amanti delle maschere. Dove ti possiamo seguire, Andrea? Allora, su vari social, Sammy, quindi su Instagram come Andrea Mandelli,
su YouTube sempre come Andrea Mandelli e su Spotify sempre con lo stesso nome e cognome, dove pubblico vari brani, quindi è in aggiornamento anche la pubblicità. Questo è una novità, Amanti delle Maschere sta per uscire, quindi in questo caso abbiamo accennato questo pezzo che io amo follemente, perché poi tra l'altro volevo dire una piccola cosa: questo brano è stato scritto sia da me che da un produttore che si chiama Simon Empler, che saluto infinitamente perché mi ha aiutato tantissimo per la produzione anche di questo brano. E sui social sono presente sempre con lo stesso nome e cognome, è molto facile. E allora Andrea Mandelli prossimamente con il pezzo che abbiamo sentito in anteprima, Amanti delle Maschere. Andrea, è stato davvero un piacere, restiamo in collegamento, anche perché non penso che abiti lontanissimo dalla nostra sede. Di dove sei tu? Io adesso sono in Monza Brianza, vicino. E allora puoi venire in motorino, noi siamo a Milano, zona Afori, zona Niguarda, tranquillamente. Allora, siamo di casa, come si dice. La prossima volta ti vogliamo in studio. Grazie davvero Andrea Mandelli, buona musica. Ciao amici di Radio Libertà. Grazie. La bella musica ritornerà anche la prossima settimana con la nuova collocazione oraria del sottoscritto. Ricordate, rassegna stampa 7:30, 9:30, poi il Liberamente del nostro direttore Sallusti, poi la nuova trasmissione del condirettore Giulio Cainarca, 9:45 fino alle ore 11, l'auto da Fe, e quindi un approfondimento su un argomento importante per Cainarca. Subito dopo Cainarca ritorna di nuovo il sottoscritto Sammy Varin, dalle 11 a mezzogiorno ritorna la storica ormai Potere al Popolo con i consueti ospiti regionali, con le vostre telefonate in diretta e con tutto quello che ci portiamo dietro da tanti anni. Pierluigi Pellegrini arriverà successivamente dalle 12:30 in poi. Qui ci fermiamo augurandovi buon weekend, certamente non molliamo e speriamo soprattutto, signore Vannacci, sarà rinviato a giudizio. Il GIP militare ha respinto l'archiviazione per il reato di diffamazione, allora Vannacci questa sera lo sentirete su tutti i telegiornali. Santa polenta! A lunedì, ore 7:30, puntatevi la sveglia. Avete ascoltato Potere al Popolo.